personaggi famosi dello spettacolo. Il servizio di Alessandra Orlando. Belle e impossibili organizzati di posti turistici oggetto di curiosità o ammirazione, in uso distante che sprigionano i mega yacht da tempo sono nel mirino del fisco. In agosto l'Agenzia delle Entrate ha deciso di passare al SECAL sui litorali della penisola. Vengono a galla tinte società di noleggio marittimo, società di comodo dietro le quali si cela un unico proprietario dell'imbarcazione o pochi soci, spesso familiari, che così accedono illegalmente a benefici fiscali, economici e finanziari. Natanti di più di 20 metri e valori di oltre 1,5 milioni di euro, questi confessionali di bordo sono stati messi sotto osservazione per il 007 delle entrate, in particolare in Liguria, Campania e Friuli Venezia Giulia. Come riportato dall'agenzia ANSA, nell'elenco si sarebbero i nomi di Vasco Rossi e Massimo Boldi, proprietari di due società di charter per due barche rispettivamente di 24 metri che l'agenzia delle entrate sospetterebbe essere in loro uso esclusivo. Le false compagnie di charter nautico spesso possiedono un'unica imbarcazione in leasing che viene noleggiata esclusivamente al titolare, godendo dei vantaggi che spettano le società commerciali.